Sentiamo la necessità di dover effettuare questo video a chiarimento di quanto sta succedendo in città. È un evento particolare. Ci siamo visti catapultati in un'organizzazione che senz'altro è molto particolare. I sistemi di sicurezza sono quelli di primo livello, quindi non dipendono solamente da noi, dalle nostre forze di polizia locale, ma c'è la concomitanza, l'azione di tutte le forze di polizia che sono presenti sul territorio nazionale. Noi polizia locale stiamo eseguendo quanto fino a pochi minuti fa è stato concordato in una riunione a cui ha partecipato il comandante Lattuca. E allora, innanzitutto dal punto di vista umano, morale, io desidero scusarmi con i nostri concittadini se stiamo provocando, se stiamo causando qualche disagio, ma capiremo senz'altro che non è una situazione che avviene tutti i giorni, è un livello di allerta massimo, il primo livello di allerta, che arriva il Presidente della Repubblica, quindi stiamo effettuando stiamo ponendo in essere tutte le condizioni per la sua sicurezza e anche per la sicurezza di ogni cittadino che comunque parteciperà all'evento, comunque sarà presente ad Agrigento. Sono circolate tante notizie che non rispondono a verità, che per esempio chiuderemo il traffico venerdì e sabato, notizia assolutamente non veritiera, perché il venerdì può vigere qualche divieto di sosta, ma sicuramente il traffico è libero da tutte le parti. La vera chiusura è sabato mattina dalle 9:30, 10 del mattino fino alle 15, però libereremo tranquillamente le zone chiuse al traffico appena ha cessato bisogno, cioè a dire quando il Presidente sale sull'elicottero e quindi ripartirà. Quindi io desidero precisare anche che a complicare ulteriormente il discorso, proprio stanotte il Genio Civile ci ha avvisato che era riuscito a effettuare, e di questo ringrazio l'architetto Lamendola, era riuscito ad avere praticamente le condizioni per poter rifare immediatamente alcune zone, soprattutto quelle del passaggio del Presidente. Ripeto, l'abbiamo saputo solo stanotte. Il comandante Lattuca questa notte stessa con i vigili urbani, che non finirò mai di ringraziare, hanno cominciato a effettuare delle chiusure per far sì che questi lavori potessero essere espletati, e siamo ancora in piena organizzazione. Per quanto ci riguarda l'amministrazione, col sindaco Miccichè abbiamo consentito, visto che vietiamo il parcheggio in alcune particolari zone della città, abbiamo consentito nella giornata di venerdì e di sabato il parcheggio gratuito sia al parcheggio pluripiano di Via Empedocle sia a quello di Piazza Stazione. Io non ho altro da dire se non passare la parola al comandante Lattuca, di ringraziare ancora i miei concittadini per la veramente comprensione che ci stanno mostrando. È chiaro che è un evento straordinario, cercheremo di fare bella figura non a questa amministrazione ma alla città intera. Viva Agrigento, viva Capitale Italiana della Cultura. Grazie Assessore, io credo che già quello che ha detto già l'Assessore c'è poco da aggiungere, se non ribadire ancora le scuse alla cittadinanza e precisare che in realtà la vera chiusura delle strade sarà soltanto limitata alla fascia oraria 10-13 della sola giornata di sabato 18 gennaio. Per quanto riguarda il venerdì, ovvero sia la giornata di domani, la circolazione è libera di circolare, fatta eccezione per i divieti di sosta che sono stati indicati nell'ordinanza. Ci scusiamo ancora per il disagio che stiamo arrecando, ma è soltanto per fare bella figura alla città e a tutti gli agrigentini. Ovviamente più tardi nel pomeriggio, tardo pomeriggio, sarà emanata una nuova ordinanza attraverso la quale saranno indicate le vie effettivamente interessate alle soste e al divieto di circolazione.